appartamento. Cosa ci fa qua? Il centro geografico delle Dolomiti è la parete d'argento ai piedi della Regina Marmolada sul versante bellunese. Benvenuti in Val Ombretta! Ci troviamo nell'Alto Gordino e il punto di partenza sono i 1440 metri di Malga Ciapela, nei pressi di Rocca Pitore, poco prima del passo di Fedaia. Come punto di riferimento comunque bisogna considerare il camping Marmolada. Demo! Si seguono quindi le indicazioni per il rifugio Falier, inizialmente su questa comoda strada forestale intervallata da piacevoli cascatelle e qualche torrente. Ahimè, è presente ancora i segni di quelli che sono della tempesta Vaia. È la sosta prima della salita? Sono tutti bravi a fermarsi dopo quando tornano indietro. Dopo sosta golosa a Malga Gran Pian risaliremo la meravigliosa Valle Ombretta, di origine glaciale, caratterizzata da verdi pascoli e da queste verticali pareti di roccia. Nel frattempo il sentiero, anzi la strada forestale, inizia a essere molto più ripida. Andiamo! Abbandoniamo la strada forestale, seppur ripida, in luogo del segnavia 610-610, denominato anche scorciatoia, sempre in direzione del rifugio Falier. Diventa quindi un sentiero, classico sentiero di montagna, che ha un'anima sicuramente più selvaggia e ci permette di immergerci in questo bosco di conifere. Molto piacevole perché nel sottofondo c'è il rumore del torrente, delle cascatelle che abbiamo superato in precedenza.
E mentre saliamo di quota su questa serpentina boschiva, ecco comparire le due inconfondibili sagome, la piramide del Monte Antelao e l'inconfondibile Caregon del Padre Eterno, il Monte Pelmo. È una scorciatoia molto avventurosa. Oltre alle vedute panoramiche sulle Dolomiti Bellunesi, lo sguardo ricade anche sulle cime d'Auta, che abbiamo proprio avuto la possibilità di vedere molto da vicino nel nostro trekking in Forca Rossa di qualche settimana fa, e che trovate nella playlist dedicata appunto alla Val di Fassa su questo canale. Abbiamo inoltre affrontato un piccolo tratto, per così dire, attrezzato, facilitato da un cordino metallico e da una scaletta un po' ripido, da prestare attenzione più che altro per chi scende su questo sentiero. Non presenta comunque grandi pericoli a chi è già abituato comunque ai sentieri dell'alta montagna. Eccoci quindi nella meravigliosa vallata dell'Ombretta, dove è situata anche la malga omonima. La scorciatoia comunque si presta molto bene, oltre che ad aggiungere un'anima leggermente più wild, anche per deviare da quella flotta di turisti che assaltano questo magnifico posto. Infatti, essendo un'escursione di per sé non troppo impegnativa, si presta molto bene alle famiglie che sono in cerca di un pomeriggio all'insegna di queste belle vallate dolomitiche, con questi panorami che sono qualcosa di straordinario. Teniamo quindi il sentiero che sta più a monte, il sentiero che sta più, diciamo per così dire, lungo le distese prative, lo percorreremo nella fase di rientro, in modo tale da offrire una variante a questo già di per sé bellissimo cammino. È un sentiero comunque detritico, abbastanza ampio, quindi una bella passeggiata. Il dislivello comunque dovrebbe essere ormai quasi finito, e una volta abbandonata quindi la bella e caratteristica malga Ombretta, che da quello che ho letto offre anche prodotti locali. Ciò che ci separa dal rifugio Honorio Fallier sono all'incirca un centinaio di metri
di dislivello. Quella che comunque si può ammirare in questa vallata è una panoramica assolutamente meravigliosa. Percorrere questo sentiero alto è un vero piacere, oltre ad essere molto panoramico, è una vera esplosione di colori. Siamo i primi di luglio in cui stiamo registrando questo video e l'alchimia delle colorazioni floreali è qualcosa di unico, che si uniscono al bellissimo azzurro del cielo di questa giornata, al verde degli alpeggi. Valombretta meravigliosa. Abbiamo trovato un rallentamento. Cosa ci fa qua? Con tutto il largo che c'è là? No, qua. Signora Mucca, cosa ci fa qui su questo sentiero di montagna? Stia attenta, che è un po' esposto. Rifugio Honorio Fallier, quota 2074 metri, posizionato sotto la parete d'argento, ossia la facciata meridionale della Resina Marmolada, in circa 2 ore e 30 di cammino dal nostro punto di partenza. Abbandoniamo il rifugio Fallier che troviamo sovraffollato e diamo così origine alla nostra seconda parte di questo anello escursionistico. Raggiungeremo ora quello che è considerato il centro geografico delle Dolomiti, mantenendo una linea di sentiero che sta più a valle rispetto a quella che abbiamo scelto nella fase di andata, che rimaneva più a monte. Non è segnata CAI ma ben intuibile, quindi ben battuta, abbastanza ripida, non ci sono problemi, se non quello di scivolare. Nel 2017 questa piana è stata riconosciuta come il centro geografico delle Dolomiti UNESCO. A segnare il punto esatto, a metà strada tra la Malga e il rifugio Fallier, c'è un totem in legno posizionato dal comune di Rocca Titore con i punti cardinali e le coordinate di questo luogo davvero unico. E questo possiamo identificarlo come il centro geografico di tutte le Dolomiti. L'UNESCO ha raggruppato le Dolomiti in 9 sistemi.
ognuno con la propria identità ma tutti legati dallo stesso incanto. E proprio qui nella meravigliosa Val Ombretta si nasconde il loro cuore esatto. Questa seconda parte dell'anello escursionistico possiamo considerarla molto meno impegnativa rispetto a quella della fase di andata. È una bella passeggiata su un'ampia traccia, quindi un'ampia strada sterrata, per così dire, caratterizzata da verdi alpeggi e da mucche al pascolo, e si sviluppa proprio fra queste imponenti pareti rocciose. Ritorniamo quindi nuovamente nei pressi di Malga Ombretta per una sosta a pranzo, dove mi sento di consigliarvi sia una che l'altra, quella che abbiamo trovato nella fase di andata, quindi Malga Grampian, dove entrambe offrono la possibilità di un pranzo, uno spuntino a base di prodotti tipici, quindi locali. Riprendiamo quindi il cammino, non effettuando lo stesso sentiero dell'andata, ma proseguendo su questo sentiero ben più largo e ben più comodo, in modo tale da formare quindi una sorta di anello escursionistico, quindi più completo. Questa parte possiamo definirla molto esposta, ma anche molto ampia e ben assicurata dalla presenza di queste corde metalliche che ne assicurano comunque la progressione. Non c'è alcun tipo di pericolo. Ritorniamo nuovamente al vivo di questa mattina, dove abbiamo scelto di intraprendere il sentiero, quello per così dire selvaggio. Con questo arriviamo anche alle considerazioni finali. Questo è un trekking veramente adatto a tutti, soprattutto per chi sceglie la forestale che arriva da prima in Malga Ombretta e percorre quell'ampio pianoro erboso che conduce fino al rifugio. Non ci sono difficoltà se non un po' di salita per raggiungere appunto Malga Ombretta. Per chi sceglie invece di percorrere un anello escursionistico come quello che abbiamo affrontato noi, che è sicuramente di maggiori soddisfazioni e che ha bellissime aperture panoramiche, lì magari è più adatto a chi è già avvezzo ai sentieri dell'alta montagna, perché ci sono almeno un paio di punti che bisogna prestare attenzione, nonostante siano aiutati in progressione da qualche cordino metallico, quindi sì, da stare attenti. Lo stiamo concludendo comunque in una dozzina di chilometri e circa 600 metri di dislivello positivo in 4 ore di cammino. Noi vi ringraziamo per averci accompagnato anche in questa nuova escursione, e se questo video vi è piaciuto non vi diamo appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto!